Buonasera a tutti, io ringrazio gli amici dello Spazio Zero per avermi invitato a dire due parole sull'evento e sono molto felice dopo qualche anno di trovare una grande amica che è Serena e sono ancora più felice di trovarla in questo duo inedito con Michele. Cosa vedremo questa sera? Ci troveremo di fronte a quello che in arte viene chiamato un evento intermediale sostanzialmente, ovvero una pittrice contemporanea, aniconica, astratta, qui vediamo dei suoi quadri, e un musicista tenteranno di dialogare in modo sinergico con la loro espressione. E secondo me quello che vedremo tra di loro stasera è proprio questo, ovvero Michele creerà appunto una parte sonora e Serena piano piano dipingerà in questa tela che vediamo per terra. Quello che ci tengo a dirvi è che questo event, questo happening che stiamo per vedere, mostrerà anche un po' il modo di operare di Serena. Serena è un artista che lavora a livello astratto, aniconico, e che un po' ha nel suo mito, io mi ricordo il giorno che l'ho conosciuta e mi ha detto mio dio è Jackson Pollock, che era un pittore degli anni 50 che dipingeva nella tela quasi lottando contro la tela. Se vi ricordate c'è quella foto famosissima di Pollock che non appoggia il pennello nella tela, anche se lei ogni tanto lo appoggerà, ma scaglia delle gocciolature sulla tela. Quindi questo ci fa capire che già l'atto in sé è un atto per dipingere, ma anche un atto con grande gestualità, e chi conosce questo tipo di pittura sa che comunque è una pittura interconnessa alla musica, perché tutto l'informale, l'action painting, è nato a modo suo proprio nella trasposizione nella tela di sentimenti musicali. In un'intervista che avevo fatto a Serena qualche anni fa mi aveva detto per me la tela mi dà un senso di horror vacui, di vuoto, e l'unico mezzo che io ho per sconfiggerlo è avere della musica di sottofondo. Penso che questo incontro, questo processo alchemico sia perfetto, perché tra di loro ci sarà un dialogo e un fioretto sostanzialmente, perché la musica governerà un po' l'espressione pittorica e l'espressione pittorica governerà quella musicale. Serena appunto è un'attrice che da anni porta avanti una ricerca di questo tipo basata molto sul colore. Nei suoi quadri non c'è nulla di figurale, nulla che rimanda alla realtà. La realtà è totalmente abolita nella sua pittura, ma sono degli stati interiori, sono delle tonalità. Il colore è il grande dio della sua pittura e è il punto focale, cioè ogni colore, secondo una teoria di colori, è un sentimento, ogni colore è un tipo di espressione, ma soprattutto, e qui io ritorno all'importanza di una base musicale, che nel suo studio è un CD e oggi sarà invece la musica di Michele, l'importanza del colore è proprio di questa sinergia, quindi di questa onda musicale che la muove, è perché una pittura aniconica non può avere dei referenti razionali. Tutta la pittura aniconica deve sentire delle suggestioni, deve sentire delle emozioni e lasciarsi esprimere. L'unica cosa che posso augurarvi nel darvi questo benvenuto è lasciarvi coinvolgere in questo processo creativo che, ripeto, non è un'opera di pittura né un'opera musicale, è un qualcosa di diverso che si crea e nasce. Buona performance!